Gli ultimi casi riguardano Padova e il Veronese, dove le aziende concessionarie del trasporto pubblico sono state costrette a tagliare i servizi domenicali. Si tratta rispettivamente di Bus Italia, Gruppo Ferrovie dello Stato, e ATV. Nel primo caso la scure ha riguardato alcune corse dei tram sostituiti da autosnodati per mancanza di autisti abilitati. Nel secondo i servizi interurbani in Lessinia, anche in questo caso per carenza di personale. Qui la cancellazione sarà pressoché totale, con collegamenti ridotti ai minimi termini e relative proteste dei sindaci. Ma anche laddove i tagli non siano pianificati, i problemi si moltiplicano, come nel Bellunese, dove la programmazione giornaliera continua a subire continue fluttuazioni, con partenze decine al giorno soppresse anche all'ultimo minuto. Insomma, un caos. La coperta del resto è corta e la stangata degli ultimi mesi, con l'aumento di biglietti e abbonamenti anche superiore al 30%, dimostra come i margini di manovra siano strettissimi, perché le aziende di trasporto hanno un semplice e duplice problema: i bilanci in rosso, il crollo dei passeggeri causato dal Covid ha dato una mazzata micidiale ai conti, sostenuti al 45% dalla vendita di biglietti e abbonamenti, un record in Italia, quello veneto, con la necessità dall'altro lato di ridurre le spese e di conseguenza anche l'impossibilità di rendere più appetibile il mestiere dell'autista garantendo stipendi adeguati. Il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, cita un esempio specifico: Bolzano. L'Alto Adige offre 2.300 euro netti al mese ai giovani che vogliano svolgere questa professione. Noi ne proponiamo 1.630 euro lordi e siamo fuori mercato. Una volta c'era la fila per lavorare in Dolomitibus, oggi non è più così, bisogna trovare nuove risorse. L'appello dei sindacati, CGIL in testa, è rivolto soprattutto alla regione, che finanzia per lo più il solito trasporto ferroviario e solo quello, esclama il segretario regionale della Filt CGIL Alessandro Piras. Dall'altro lato, l'assessore veneto ai trasporti Elisa De Berti sostiene di essere pronta a mettere in campo una soluzione alternativa anche per favorire l'integrazione tra bus e treni, l'istituzione di singole aziende o agenzie provinciali, ciascuna con un controllore delegato da Venezia, che gestiscano direttamente i fondi regionali, ottimizzandone lo sfruttamento. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 22 settembre 2023. La prima notizia del giorno riguarda i nodi della mobilità. Autisti introvabili, passeggeri a piedi, il trasporto pubblico in Veneto è al collasso. Questo il titolo sul Corriere del Veneto di oggi, a pagina 2. L'articolo è di Stefano Bensa. Bus sostituiti da servizi a chiamata e c'è la concorrenza di Bolzano. Abbiamo letto le parole dei sindacati, del presidente della provincia di Belluno e anche dell'assessore regionale ai trasporti De Berti, la principale imputata e bersaglio di tutte le critiche rispetto allo stato del trasporto pubblico in Veneto. Dice De Berti: nell'immediato le soluzioni sono l'attivazione dei servizi a chiamata e l'integrazione con i taxi e gli NCC. Troppo poco, secondo i sindacati e anche gli amministratori locali, che chiedono un intervento più massiccio e più importante da parte della regione con nuovi finanziamenti. Vediamo ancora pagina 3. Chi guiderà i bus del futuro? Già formati 6 migranti, aziende a caccia in Argentina. Sempre sul Corriere del Veneto. Dopo agricoltura e turismo, anche qui si spera nel decreto flussi, quindi anche nel settore del trasporto pubblico locale la soluzione sembra essere quella di reclutare manodopera proveniente dall'estero. Il nodo dei salari: un neoassunto guadagna 1.200 euro netti, troppo pochi secondo i sindacati, che chiedono quindi aumenti. I tempi cambiano. A Verona l'ultimo bando è andato deserto, nel 2012 si presentarono in 1.500, quindi evidentemente il mestiere non è più appetibile. E un autista del Bellunese, Marco, spiega perché: paga bassa, turni massacranti, ragazzi non fatelo. Il racconto di Marco al volante nel Bellunese, leggiamo sempre sul Corriere del Veneto, reperibili come cardiochirurghi con stipendio da badanti.
la beffa, ora per trovare autisti offrono premi d'ingresso, così un neoassunto finisce per guadagnare più di me, dice l'autista. E poi ci sono le botte, qui la situazione è tranquilla, ma a Treviso ci picchiano, diversi colleghi sono stati aggrediti, insomma un lavoro che non è più appetibile. Questo per quanto riguarda la situazione del trasporto pubblico locale, che in Veneto è al collasso. Noi voltiamo pagina, proseguiamo con la rassegna stampa di oggi, ci spostiamo a Venezia, sempre sulle pagine del Corriere del Veneto, una notizia che riguarda l'arte, la cultura. Il dipinto di Banksy sta sparendo, il sottosegretario alla cultura Sgarbi dice va salvato, ma dalla comunità dei writer arriva un no secco. Alex Ermini dice che senso ha restaurare ciò che dovrebbe essere effimero di natura, è l'essenza della street art. Il dipinto, il graffito di Banksy, il Migrant Child realizzato a Venezia, appare sul muro di un edificio nel sestiere di Dorsoduro, ora in stato di abbandono, vicino a Campo San Pantalon. My Grandchild è una delle due opere dipinte dal writer britannico in Italia, l'altra è a Napoli. Interviene anche Goldin, storico dell'arte, curatore di mostre e narratore, quello delle giga mostre d'arte che negli anni passati sono state ospitate da alcune città capoluogo in Veneto come Vicenza, Padova e la sua Treviso. Dice Goldin, io lo proteggerei, ma non credo che l'artista lo voglia. E allora vediamo chi è Banksy, un artista e writer britannico considerato uno dei maggiori esponenti della street art, la cui vera identità rimane ancora sconosciuta. Le sue opere sono spesso a sfondo satirico, riguardano politica, cultura ed etica. Sono noti anche i suoi impegni come attivista, politico e regista. L'opera realizzata a Venezia sul pelo dell'acqua rappresenta appunto un bambino migrante. Voltiamo pagina e siamo alla politica regionale. Sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi interviene Giampaolo Bottacin, l'assessore regionale della giunta Zaia, che assieme a Caner e Marcato è tra gli indiziati per un possibile passaggio dalla Lega a Forza Italia. Finora era stato forse il più silenzioso. Caner ha continuato negli ultimi giorni a esternare con polemiche molto forti anche nei confronti del segretario nazionale della Lega Matteo Salvini. Marcato dal congresso regionale della Lega in poi non ha più smesso di sparare bordate. Bottacin ha mantenuto sempre un altro stile, ma come gli altri due non è salito sul palco di Pontida. E quindi vediamo oggi cosa dice Bottacin. In Lega c'è disagio e manca il confronto, io sogno il partito degli inizi. L'assessore regionale dice nell'intervista a Filippo Tosatto: lavoro e sono sempre sotto processo. Pontida, preferisco stare con i militanti, spiega così insomma perché non è salito sul palco. Poi aggiunge: giusto che Fratelli d'Italia e Tosi reclamino la presidenza veneta, ma io non ho intenzione di andarmene. Flavio non lo sento da anni, parlerei volentieri con lui, però non potrei mai lasciare la Lega. Dice Bottacin, sono tesserato dal 1992. Stefani, il segretario regionale della Lega, ha escluso i candidati bellunesi dalle elezioni politiche e noi assessori dal congresso regionale che avrebbe vinto. L'intervista a Bottacin anche sulle pagine del Gazzettino, qui è firmata da Paolo Calia, leggiamo solo il titolo: adesso basta, non ho mai pensato di lasciare la Lega, l'assessore veneto, ogni giorno leggo che passerei a un altro partito, è surreale. A Pontida non sono mai salito sul palco, non c'entra niente la Le Pen. Tosi non lo sento da anni. Non accetto lezioni da chi come Finco telefonava a quelli del PD per mettere in difficoltà Zaia, aggiunge Bottacin rispondendo a delle dichiarazioni recenti del vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco, appartenente all'area salviniana della Lega, che nei giorni scorsi ha richiamato all'ordine i colleghi più critici rispetto alla linea del segretario del Carroccio. Voltiamo pagina,
Proseguiamo con alcune notizie flash, le Olimpiadi, sui quotidiani del gruppo Gedi, il conto delle spese per i Giochi Olimpici del 2026. Cantieri olimpici, la spesa sale a 3,604 miliardi di euro. I conti del governo, rincaro delle materie prime, ulteriori lavori in programma per realizzare e poi smantellare il villaggio, ci sono 39 milioni di euro. Rimettere a nuovo il trampolino di Zuel come area premiazioni costerà 10 milioni e poi c'è sempre la vicenda del bob, la pista da bob che la regione vuole assolutamente realizzare a Cortina costerà 120 milioni di euro. Voltiamo ancora pagina, un'altra notizia, di nuovo la politica regionale, Zaia interviene sulla vicenda della migrazione, quella che dal Gazzettino viene definita l'emergenza migranti a nord-est. Zaia contro Francia e Austria, inaccettabile il blocco ai loro confini, come fa Bruxelles a non intervenire, si spieghino le ragioni di questa scelta. Da Conegliano, quindi Zaia spara all'Unione Europea, rasenta il ridicolo, ma qui si rischia un esodo biblico. Insomma, dichiarazioni a giorni alterni da parte di Zaia, che un giorno ripropone il modello dell'accoglienza diffusa, il giorno dopo attacca l'Unione Europea. La questione anche sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi con un altro taglio. Mancano gli stagionali, i profughi lavorino qui. La richiesta arriva in questo caso da Federalberghi, che chiede che i richiedenti asilo possano essere formati per alberghi e ristoranti. Zaia risponde: va data priorità a chi è stabile in Veneto. I CPR non sono la soluzione, ripete, deve intervenire l'Europa. Insomma, interessante questa richiesta, l'ennesima richiesta da parte del mondo produttivo, in questo caso da parte delle categorie economiche Federalberghi, e cioè la possibilità per le persone migranti di accedere più rapidamente, più velocemente ad un lavoro, cosa che tra l'altro costituirebbe il primo passo verso un'inclusione nella società italiana e veneta in questo caso. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con un'ultima notizia dalle pagine del Corriere del Veneto. Misurina spunta sul lago Brad Pitt, Mauro Corona gli fa da cicerone, la star e quel tatuaggio con Ozzi che fa pensare a un nuovo film. C'è la foto quindi di Mauro Corona con Brad Pitt davanti al lago di Misurina. L'ipotesi è che Brad Pitt sia sulle Dolomiti anche per un soggiorno in Spa. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi un buon fine settimana.